Paperback Writer. Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Benvenuti ad Alta Tiratura, io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà. Partiamo da una cosa di giornata che bisogna assolutamente sottolineare, perché sono usciti i dati ufficiali rilasciati dall'AIE, che è l'Associazione Italiana degli Editori, relativi alle vendite del 2025, ed è stato un bagno di sangue con una flessione netta rispetto al 2024 e addirittura con 3 milioni e mezzo di libri invenduti, cioè di libri venduti in meno rispetto all'altro precedente. È un fortissimo calo e se si va a vedere un po' più in profondità il report fornito dall'AIE, notiamo che ci sono delle differenze piuttosto evidenti tra i piccoli editori e i grandi gruppi. I grandi gruppi perdono, ma in maniera contenuta, invece piccoli e medi editori rischiano seriamente di essere spazzati via da questa ennesima crisi. Siamo tornati a livelli di lettura di qualche anno fa, quindi abbiamo fatto dei passi indietro e bisogna dire che questo dato, non così ampio, è però condiviso da tutti gli altri paesi dell'Unione Europea. La lettura è in flessione un po' dappertutto. Ora noi sappiamo, e lo sappiamo meglio di ogni altro noi che facciamo i quotidiani, noi sappiamo che l'editoria cartacea è in grave crisi, perché la gente preferisce leggere i contenuti sul web, contenuti che naturalmente hanno un grado diseguale di autorevolezza. Alcuni sono ottimi contenuti, altri sono generati da intelligenze artificiali che si nutrono di intelligenze artificiali. Comunque sappiamo insomma che la lettura è in crisi, basta vedere il numero di edicole e di librerie esistenti rispetto a qualche anno fa. C'è un netto calo soprattutto delle edicole. Appunto, quindi i grandi gruppi perdono, ma non tanto. Gli editori piccoli e medi invece sono in qualche caso alla canna del gas, nel senso che esistono come marchio, ma non esistono poi di fatto come azienda. Il dato è appunto sconfortante, ci si può accontentare, si fa per dire una leggera crescita nella vendita degli ebook, ma in realtà gli ebook sono così pochi, no? Che se tu ne vendi uno e l'anno successivo ne vendi 2, hai fatto un ottimo risultato in percentuale, ma comunque la cifra rimane quasi irrilevante. C'è un'altra cosa da notare, ovvero che perché uno dei possibili motivi per cui i grandi gruppi resistono è che hanno tutto, cioè sono padroni di tutta la filiera, dalla produzione del libro fino alla vendita, e le grandi librerie di catena, le varie Feltrinelli, Mondadori, Giunti e così via, Ubik e così via, le grandi librerie di catena tendono a diventare monomarchio, cioè Feltrinelli vende solo i libri di Feltrinelli o dei marchi posseduti da Feltrinelli, non so, Crocetti Editore per dirne uno, la Mondadori vende prevalentemente Mondadori, PM, Sperlin & Kupfer, cioè gli editori di quel gruppo, e così tutti, no? E di conseguenza è ovvio che molti libri della piccola e media editoria manco ci arrivano sullo scaffale delle librerie di catena. La crisi è anche infatti delle librerie indipendenti, le librerie diciamo che dovrebbero basare tutto su
l'originalità della richiesta, dell'offerta, pure soffrono. Quindi insomma è un mercato in gravissima crisi. Ora possiamo raccontarcela in mille modi, possiamo dare delle spiegazioni, appunto il digitale che avanza è uno dei motivi della perdita attuale. Sicuramente ci sono altri motivi, come dire, strutturali, cioè il potere d'acquisto del nostro stipendio con il corso del tempo è diminuito moltissimo e di conseguenza facciamo una spesa alimentare meno ricca e compriamo anche meno libri, no? Cioè ho meno soldi in tasca, ovviamente spendo di meno. E quello che ci va di mezzo è ciò che non è ritenuto indispensabile, e evidentemente i libri per la maggior parte delle persone non sono un oggetto indispensabile. D'altronde i grandi libri che fanno le grandi vendite sono libri di intrattenimento, non sono certo libri specialistici. Comunque diciamo che nessuno ha una formula per uscire dalla crisi. Naturalmente, come sempre in questi casi, si parla di trovare delle forme di sovvenzioni statali che favoriscano l'acquisto, no? Cioè mettere soldi in tasca ai ragazzi, non so, sotto i 18, in modo che così possano andare in libreria a spenderli, acquistando materiale, appunto libri e altro materiale legato ai libri che si vende in tutte le grandi librerie. Oppure si chiede un finanziamento per certi librai, tutti i librai indipendenti. Alla fine diciamo che noi abbiamo visto provvedimenti di questo tipo in passato, hanno fatto bene, ma hanno fatto bene perché erano soldi a perdere che lo Stato metteva in un mercato che in realtà non era così florido, e quindi per anni abbiamo visto dei risultati non veritieri, nel senso truccati, nel senso drogati dai fondi pubblici. Adesso che i fondi pubblici si riducono, vedi che anche il mercato va in contrazione. Ma oltre a queste spiegazioni che sono tecniche, io ne voglio dare un'altra che invece è culturale in senso proprio. Cioè, se io entro in una libreria, mi capita sempre più spesso di uscire senza aver comprato niente, e io sono un cliente compulsivo di libri e di dischi. Ne ricevo tantissimi al giornale, ne compro tantissimi, compro piccoli e medi editori soprattutto, non perché abbia qualcosa contro i grandi editori, tutt'altro, semplicemente perché magari sono meno facili da arrivare, oppure al giornale non arrivano, quindi compro tanti libri. Però se io vado allo scaffale della saggistica e tra le novità trovo su 10 libri 10 saggi che mi spiegano perché il 7 ottobre è una data che nulla a che vedere con il terrorismo, bene, può darsi che io magari ne leggo uno, giusto per poterlo poi lanciare giù dalla finestra, o per usarlo per accendere il camino, ma difficilmente ne comprerò un altro uguale, identico. E questo vale per tutti gli argomenti legati all'attualità e alla politica. Cioè in Italia, nell'editoria, non esiste il pluralismo, sono libri tutti uguali, e questo fenomeno riguarda adesso anche quei pochi libri, diciamo, di destra, tra virgolette. Pure quelli iniziano a essere uguali uno all'altro. Quando ci sono 200 saggi in difesa del maschio bianco eterosessuale. Ora, posto che mi sembra un po' strano che il maschio bianco eterosessuale sia sotto attacco, diciamo così, ma questa è una mia opinione. Anche in questo caso, se io trovo 5 libri che differiscono in sostanza solo nel titolo, difficilmente ne comprerò più di uno. Anzi, facilmente non ne comprerò nessuno, perché poi alla fine sono gli stessi
contenuti che trovi sulle pagine Facebook, non è certo saggistica di grande livello. E quindi diciamo purtroppo le vendite degli oggetti di carta, e i giornali e i libri, è legata anche molto alla capacità che essi hanno di creare dibattito. Ma che dibattito vuoi creare se tutti i libri sono uguali? Escono 200 libri su Trump, ce ne fosse uno che lo prende in considerazione senza pregiudizi, magari per arrivare alle stesse conclusioni degli altri, però insomma un libro equilibrato magari potrebbe tentarmi. L'ennesimo libro su Trump, che è un autocrate, un pericolo per la democrazia, eccetera, 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 beh, quel libro io non lo compro perché non mi interessa, è una cosa che ho già sentito 1 miliardo di volte, e questo appunto vale, diciamo, per molte cose, per molti argomenti. C'è un'ultima cosa che voglio notare, perché secondo me è una piccola prova di quello che stavo dicendo, ovvero a perdere tanto sono le novità, non il catalogo, ma vuol dire che le novità fanno schifo, vuol dire questo, perché se vuol dire che uno entra e compra Cesare Pavese o Pierpaolo Pasolini, non compra il romanzo dell'esordiente di cui non gli frega niente, o non compra uno di quegli assurdi romanzi che vengono pubblicati in Italia sul come si vive nell'America degli Appalachi. Ma chi cavolo se ne frega? Nel senso, magari uno potrà essere interessante, anche due, ma che tutti quanti siamo interessati a cosa succede in Ohio mi sembra un po' strano. Eppure ci sono editori che campano solo di quello, o che vorrebbero campare solo di quello. Quindi secondo me, diciamo, l'economia ha i suoi cicli, però un po' più un tipo di editoria più pluralistico forse potrebbe aiutare anche le vendite. You take a mortal man and put him in control. Watch him become a god. Watch people's heads roll. Roll. Just like the Pied Piper, led rats through the streets. We dance like a marionette, swaying to the symphony of destruction. Acting like a robot. Its metal brain corrodes. You try to take us boss. Buongiorno, eccoci per la seconda parte di Alta Tiratura. Abbiamo parlato del desolante rapporto delle AIE sui libri più venduti, sull'andamento del mercato librario, andamento che non è affatto positivo. Abbiamo visto che ci sono delle gravi perdite. C'è anche in allegato, scusate perché sto prendendo i fogli, c'è anche in allegato la classifica dei 10 libri più venduti dell'anno e contrariamente a quanto è stato pubblicato da quasi tutti i quotidiani all'inizio di gennaio, il libro più venduto non è il libro di Francesco, cioè di Cazzullo su Francesco d'Assisi, bensì il romanzone di Dan Brown. Al terzo posto c'è il libro di Joël Dicker, quello nuovo edito dalla Nave di Teseo, e poi c'è Ken Follett, e poi ha fatto una grande performance perché
è nono, però è uscito non tantissimo tempo fa, c'è appunto la presenza in classifica della biografia di Cesare fatta da Alberto Angela. Detto questo, cambierei radicalmente argomento e vi voglio far vedere un tipo di piccola editoria, che è piccola solo, diciamo, come dimensioni, perché poi ha grandi aspirazioni, e vi voglio far vedere un libro che diciamo, non è passato tanto sotto i radar della stampa, delle recensioni e così via, perché per la sua mole probabilmente è uscito a fine estate. Si chiama Storia totale della seconda guerra mondiale, conta 1200 pagine, costa una quarantina di euro, la pubblica la Leg, che è una casa editrice e libreria che si trova a Gorizia, dove organizza ogni anno il Festival è Storia, che è, diciamo, il festival principale per gli appassionati di storia in Italia, e l'autore di questo libro gigantesco è uno studioso inglese, che adesso vado a prendervi tutti i dati, anche si chiama Vieviorca, anche però diciamo insegna comunque nelle università inglesi e americane. Questo libro ha una particolarità. Perché ha questa mole incredibile? Perché l'autore ha, diciamo, la volontà di raccontare tutta la storia della seconda guerra mondiale, quindi tutti i fronti in un unico libro. Ovviamente la seconda guerra mondiale è un argomento così gigantesco che di solito si pubblicano saggi su argomenti che non sulla totalità della guerra, quindi non so, si studia l'ascesa di Hitler, si studia il patto Molotov-von Ribbentrop, si studia la caduta di Berlino, si studiano le battaglie italiane a Monte Cassino, così. Però raramente si trova un libro che mette insieme tutti i fronti, no? Europeo prima, Pacifico quando entra in guerra anche il Giappone, e che copre tutti i teatri di guerra, copre la guerra nel cuore dell'Europa, quella a est, nei Balcani, in Africa, nel Pacifico, in Giappone, in Cina e così via. Ovviamente un libro di questo tipo non può approfondire ogni argomento, è un tipo di libro che vuole, come dire, far vedere che esistono delle connessioni che magari a volte ci sfuggono, perché appunto analizziamo un solo settore dell'argomento. E infatti si fanno tante scoperte, almeno scoperte da parte mia, che sono un lettore di saggi storici, ma come non sono certo specializzato in questa materia. Quindi, diciamo, il lettore comune, probabilmente che gli appassionati di storia conosceranno già molte delle cose che ci sono qua dentro. Ce ne sono alcune che mi hanno colpito: il numero incredibile di morti civili. Nella seconda guerra mondiale sono morti 70 milioni di persone, 60-70 milioni di persone, e sono quasi tutti civili, il che vuol dire che erano l'obiettivo della guerra, cioè diciamo azzerare il morale della popolazione era ritenuto un obiettivo. Diciamo che Churchill è quello che lo ha detto in maniera più esplicita, ma nessuno si è tirato indietro. Non si sono tirati indietro gli americani che hanno incenerito Hiroshima, non si tirava certo indietro la Wehrmacht di Adolf Hitler, perché i tedeschi sul fronte orientale hanno condotto una campagna di una crudeltà incredibile anche contro la cittadinanza di quelle zone, e insomma nessuno si è tirato indietro. E questo sinceramente è una cosa che mi ha colpito molto, perché di solito siamo fermi all'ipocrisia, no? Gli effetti collaterali, queste cose qua. No, qui è stato un mirato bombardamento
a tappeto su città per fare vittime civili. L'abbiamo visto a Dresda, ad Amburgo, ma anche in Italia l'abbiamo visto a Treviso. Treviso è stata rasa al suolo. Sì, era un nodo ferroviario, ma insomma non era una città così importante da decidere di non lasciare in piedi neanche un muretto di 20 centimetri. Eppure è andata così. Poi ci sono altre cose interessanti, no? Noi quando pensiamo all'esperienza italiana nella seconda guerra mondiale diciamo sempre un po' le stesse cose, no? Ma anche perché sono vere poi in gran parte, ovvero siamo entrati in guerra perché pensavamo che fosse finita con la capitolazione della Francia, abbiamo invaso la Grecia senza avvertire Hitler per rabbia, perché Hitler continuava a fare operazioni militari ignorando completamente la diplomazia italiana. In Grecia abbiamo fatto una figuraccia dal punto di vista militare, abbiamo costretto all'intervento Hitler stesso con il suo esercito. Però ecco, ci sono alcune cose che invece ci fanno pensare in una maniera diversa alla nostra partecipazione, cioè ad esempio non è vero che l'operazione Barbarossa, cioè l'invasione della Russia, partì in ritardo per colpa appunto della disfatta italiana in Grecia. Il libro mostra che in realtà le cose non andarono in questo modo, così come mostra che fu più un'indecisione dei generali tedeschi che il frutto del maltempo, il fatto che i carri armati tedeschi si fermassero vicino a Mosca senza prenderla. Un'altra cosa che mi ha colpito è che normalmente, con l'eccezione della battaglia di El Alamein, dove la grandezza, il coraggio dei soldati italiani, che pure persero, è riconosciuto dagli inglesi che vinsero quella battaglia, con l'eccezione di El Alamein pensiamo che sia stata una campagna disastrosa con una ritirata dopo l'altra. Non è vero. Sostanzialmente molte delle vittorie diciamo, questa cattiva fama è dovuta al fatto che Rommel, la volpe del deserto, doveva attribuire a sé ogni merito e quindi diciamo scaricava quando qualcosa andava male, scaricava la colpa sugli italiani. In realtà noi vediamo che gli italiani in Africa hanno saputo tenere, ad esempio, in maniera molto organizzata la logistica, che pure era indispensabile, no? Abbiamo visto che, cioè, noi pensiamo sempre che il grosso della marina sia stato colato a picco tra Napoli o Taranto e la Libia. Non è vero, in realtà riuscirono a trasportare quasi tutto il materiale che era richiesto dalle operazioni in Africa. E quindi abbiamo combattuto in maniera più valorosa di quello che di solito ci raccontiamo o leggiamo sui giornali. Naturalmente c'è una quantità di informazioni che è incredibile in questo libro, che ripeto si chiama Storia totale della seconda guerra mondiale di Vievorka, il nome dello storico, pubblicato dalla Legge, 1200 pagine. Voglio aggiungere solo un altro dettaglio che mi ha colpito molto, che pure non conoscevo, ovvero che per piuttosto a lungo lo Stato Maggiore dell'esercito americano riteneva l'Europa tutto sommato un campo di battaglia secondario, perché la Marina e una buona parte dell'esercito considerava invece vitale il fronte sul Pacifico, dove sono combattute delle battaglie spaventose, le vedete nei film di Clint Eastwood, no? Lettere da Iwo Jima, eccetera. E dovettero cambiare proprio lo Stato Maggiore della Marina per convincere l'esercito a intervenire pesantemente anche in Europa. Poi abbiamo visto che effettivamente si è conclusa la guerra.
Un'altra cosa interessante, e poi chiudo, è che se si vanno a vedere le battaglie della seconda guerra mondiale, si concentrano tutte all'inizio o alla fine, le battaglie quelle veramente decisive, e quindi anche la seconda guerra mondiale è stata soprattutto una guerra di occupazione e poi di resistenza partigiana, non solo in Italia, anche altrove. Insomma, io vi consiglio questo libro, ci vuole tanto per leggerlo, ci vuole impegno, però è un libro che si legge con estremo interesse e con estremo piacere, nonostante l'argomento terribile di cui tratta. Vi saluto e vi do appuntamento alla settimana prossima. Paperback writer. Avete ascoltato Alta Tiratura.